Un appuntamento tra sicuramente il religioso ma anche il profano, no? A Venezia succedeva questo, no? Soprattutto, no? Il Redentore richiama quella che potrebbe essere stata la più forte pestilenza che Venezia abbia mai avuto. Inizia da qui l'origine della festa del Redentore, che per i veneziani ha un significato profondo. Fu allora che si coniarono certi termini ancora in uso come quarantena o lazzaretto, e l'origine dei fuochi d'artificio potrebbe derivare da qui. Si accendevano, e questo sembra quasi collegare con quello che oggi è la festa, no? Il motivo, il profano, diciamo, no? Accesi dei fuochi di ginepro. I fuochi con la legna di ginepro, perché comunque è aromatica, eccetera, e sembrava che il fumo che si spargesse in città andasse a purificare l'aria e quindi andasse a rallentare, a diminuire, va bene, il contagio. Da allora ogni anno i veneziani si preparano alla notte più magica dell'anno, con le barche, le tavole imbandite a terra e i piatti tradizionali, dalle sarde in saor ai bigoi in salsa. E poi alle 11:30 quello che è l'attesissimo momento e che va a concludere poi la serata, ed è lo sparo del primo fuoco, e quindi per conseguenza di tutti i fuochi che da 5 zattere più altre 25 collaterali, va bene, creeranno per 40 minuti uno spettacolo forse unico al mondo, ma che per Venezia è sicuramente un qualcosa di straordinario, perché i fuochi vengono raddoppiati non soltanto in cielo, ma si congiungono con i riflessi sull'acqua, va bene? Fa apparire la skyline veneziana, che è un qualcosa di spettacolare, e sembra di vivere un momento veramente magico. E ogni anno sembra diverso, e ogni anno si dice "sto anno è più bello di quello l'anno scorso". Ma il Redentore è anche una festa religiosa. Nel 77 incominciò a scendere quello che era il tenore del divulgarsi della pestilenza, ma già nel 76 la Repubblica Serenissima fece l'ennesimo voto, come sempre in questi casi, va bene, quella di erigere appunto una chiesa votiva dedicata al Redentore, va bene? E così in effetti fu. Già se non sbaglio, nel 78 fu installato quello che oggi vediamo con consuetudine, no? Il collegamento tra le zattere, cioè Venezia, e l'isola della Giudecca. Ed è il ponte votivo, un ponte lunghissimo, 333 metri circa, che ancora oggi ogni anno viene fatto e dà la possibilità a tutti i veneziani comunque di partecipare a quello che è un rito, è un qualcosa che entusiasma chiunque. Chi non riesce a trovare né divertimento, né gusto, né saziarsi di tradizione la notte del Redentore, è bene che con Venezia non abbia più nulla a che fare.